5, 4, 3, 2, 1, parte la seconda tappa del Giro d'Italia Women by ITA, Italian Trade Agency, da Roncade a Caorle per 156 km. È partita da Roncade la seconda tappa del Giro d'Italia Women, 156 km che dalla cittadina trevigiana hanno portato le atlete fino a Caorle, attraversando la Marca ed il Veneto orientale, con passaggio sul muro di Cadelpoggio, la celebre salita trevigiana che torna a vivere, ad appena 3 giorni dal passaggio del Giro maschile, la festa, stavolta con il Gran Premio della Montagna dell'edizione Women. Maglia rosa allo start per Elisa Balsamo dopo la clamorosa esclusione di Lorenza Wiebes per bici non conforme. Io vorrei un applauso speciale ad Elisa Balsamo, perché comunque essere leader della corsa di casa è sicuramente un'emozione particolare. Riflettori dunque puntati di nuovo sulla Marca con Roncade addobbata di rosa. Una grande emozione in questa fantastica giornata. Abbiamo accolto le atlete del Giro d'Italia Women assieme anche a tanti altri amministratori. Ci hanno fatto anche i complimenti per la grande accoglienza, ma questo è frutto di più di 2 mesi di lavoro e più di 300 volontari che hanno fatto sinergia, che hanno lavorato assieme e hanno creato questa fantastica giornata. Per Roncade è un grande momento per far conoscere all'Italia intera, ma non solo, le bellezze che abbiamo. Numerosi gli amministratori che hanno assistito alla partenza delle ragazze per una manifestazione sportiva che ha visto un grande impegno di promozione della Regione Veneto. Non c'è Giro d'Italia senza il Veneto, naturalmente, e penso che questo sia il miglior strumento di promozione del territorio, perché le visuali che fanno i ciclisti, ma soprattutto chi li segue durante le dirette televisive di tutti i nostri territori, penso che siano un'eccellenza della vera promozione che si può fare di un territorio speciale come il nostro.